Buonasera dallo stadio La Marcona di Ceregnano. Siamo qui per il recupero della partita contro la Ficcarolese. Recupero dell'anticipo, mi correggono giustamente. Ed è la 33esima giornata. C'è freddo, ve lo dico. Ma la classifica rimane sempre invariata con al primo posto l'Arianese, a seguire appunto Union River, il Cavarzare, Calcio Portoviro che è a pari punti adesso con Cavarzare, Badia, Portotolle, il Topolesine a seguire le altre squadre. Noi abbiamo ancora ben 2 partite da recuperare, quella col Duomo e quella con la Vittoriosa. Le statistiche sono a favore comunque dell'Union River, che all'andata ha vinto 6-2, ma come ripetiamo da ogni partita non si sa mai, ogni partita è a sé, quindi bisogna essere lì con la testa. Ricoveri, malattie croniche, madonna. Se due colleghi di lavoro? No, grazie. Due colleghi di lavoro che intermedi hanno perso le proprie mogli. Dopo 40 anni di lavoro. L'altro veramente è una carrozzella. Per gli anni chi? Per gli anni si avrà. Perché quando che hai stato, voglio che mi dica come andiamo, come state, ma non parlate di età. Esatto. Perché anche c'è chi dice, ma chi che purtroppo non ce la fa. Come chiami Piras del nome? Simone. 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 Simone! No, allora aspetta, Riccardo. Vicino a te! Ma quale? Ma padre o Riccardo, figlio? sei vicino al giù un po', ma? Simone mi fa chiamare. Ma scusa, miei sono ma Piro padre, Padre o figlio. figlio? Deve specificare. Magari che si cagata anche tu non mi dai. Ma guarda, non mi dai. Allora poi Hai battesimo. battuto la seconda volta. E l'ho capato la seconda volta. E comunque Renato per gli amici è capo. Ah no, so. Lui. Riccardo Piras, capo. Molto buono. Molto buono. Almeno fino alle 20. Ecco i ragazzi che entrano in campo. Abbiamo la nostra arbitro femminile che a noi piace, molto brava. Formazione dei ragazzi, abbiamo Goldin, Mancin, Goldin, Mancin, Piras, Pasqualotto, Tommasello, Maghini, Giatti, Destro, Provito e Savioli. Per un po'. Ma mi sembrano più grandi dell'altra volta. Ma sono altissimi, no? A posto. No, possibile, di mercoledì possibile. Perché no, c'è la squadra regionale. Non so neanche io. Per la tragedia di Bologna, nella centrale.
Ecco, un minuto di silenzio. Ancora quello, guarda, come si fa il morto? Ancora lui. Forza ragazzi, forza Union River. Oggi al momento sono sola. Speriamo arrivi qualcuno a darmi supporto. Diffidato, salta questa E poi non si è capito sì, non ho perché, capito cioè, il calcolo sulle giornate, nel senso che essendo sfasate i cartellini ricadono su giornate successive, quindi non abbiamo ben capito. Ma quando ha subito la munizione? Durante il campionato tutte le partite. Ne ha 4. 18-0-1. Ecco lì. Aaron cioè centrocampista, sì. Fratello. Ah, Filippo, c'è Filippo. c'è Filippo, l'11. Riccardo sta lì, Filippo, l'11 Filippo. Edoardo, il 3 chi è? Il 3 Piras. Ah, Pirez, giusto, e non lo vedo là. E quindi allora l'hanno messo qua. Ficarelli. puoi giocare. Già visto. Dai Eric. Bravo Savio. Dai Mago. Ah, che miseria. Vai Pippo. Ma che sbagliano? Ma che sbagliano? Porca paletta. Mano. Non l'ha vista, non l'ha vista. Non l'ha mica visto, infatti. Però Perché l'ha preso col destro, quindi lei è dall'altra parte. è qua. E qua, Matte. Basta. E il papà di Gold vuole salutarti. Ah, ciao, ciao. Sagatti. È nuova. No, è uguale solo che... Bravo Edo. Dai Pippo. Bravo Filippo. Bravo che ti sei appoggiato. Andai Eric. E si torna indietro. Bravo, porca miseria, maghetto. Vai Mago. un po'. Già iniziato il primo tempo. No, non so. No, non so. Rientro di Tommaso Destro oggi. Che teoria? Vai Aaron. Punizione per l'Union River. Scivolato Edo. Beh Simo. Bravo. Ah, peccato.
Perché di prima? Bello! Vai Pippo. Madonna, è grande questo 5. Rimessa Union River. Bello, bravo. Bello Angelo. Ha provato a replicare il tiro di ieri sera di Valverde del Real Madrid. Al volo così, bellissimo. Hai visto? Ma perché? Una partita incredibile. Diciamo che quel calcio lì sì. Vai Simone, bravo. Vai Mago. Dai, pressa, pressa Mago. È l'8. Mm. Che quella è la mamma di Aaron? Come fa a sapere? Sa tutto Biagio. Però c'è la mamma di Aaron. E chi? La mia madre. Oh, zio io! Ce l'hai tu? No, ma questa non è per la Dorina. Potete che gli altri sono. Della nonna di Eric, che è per la signora di Tutte le mamme. ha detto di distribuire. Grazie. Anche qua. 2. Ecco, Biagio ha deciso. Tu ti della mamma di tuo padre. La mamma del padre. La mamma del padre. Come stai? Quindi, Tua figlia ha chiamato dipende da perché non mi ha risposto? No, nessuna chiamata. Dai Alessio. Eric. Piras, sì. No, andava a casa e poi mica hai detto, sapeva alle 18:30. Vai Simo, arca miseria. Perché sempre di prima le vogliamo mettere? Tutto dipende dall'allenatore. Dipende da lui, perché gli dice le istruzioni che gli dà. Bravo Tommy. tira! Dai cavallo. Tira. Mamma signore, ma riusciamo? Niente, fuori. Porca miseria. Niente. Ma dov'è nonno Maghini? Non lo vedo. Dov'è Franco? Posso lavorare? Ah, può essere. Non so mica, non ho mai visto, non c'è. Dopo la schiena, sì. Metti qua a fianco alla Inze e ti appoggi la schiena, non è che non vedi c'è lui davanti, si vede poco. Dai Pippo, bello. Porca miseria. No, un'altra occasione mancata, mannaggia li pessetti. Eccolo lì, non ho mai visto, sta arrivando. Ah,
vedi, forte, vedi, dillo forte. mi sembrava strano che mancasse proprio Franco. Sì, perché lui porta di poco, quindi lo prende il papà e la mamma di conseguenza. Ah, no, è scalatico questo nei terreni. Puzza, Sì. È scalatico. Mamma che freddo. Poteva nel caso Devo dopo. portarmi una copertina in viaggio. altro che- Anch'io. Mannaggia. Bravo. Dai Gold. Vediamo la Virna. Virna. La Virna. Mirra. Mirna. Mirna. Bravo. E la Dorina. La Dorina aveva il colloquio con il prof. Come fosse Di Simone. No, di Elena. Di Nina. Alle medie. Sì. Ah, può arrivare più 7. Ah, madonna. Ti arriva lo stesso. Non si scivola. Allo. Mamma signor. Bravo Angelo. Sì, va bene, dai, oh. Almeno ci proviamo. Il giocatore sembra un poster, sono davanti a posto. La Dorina arriva per le... La Dorina... Quando ha Può finito? vedere anche tu tempo. Non lo so, Biagio, a che ora arriva, sai. Non ho idea. Alle 7:30. Bravo. No. Guarda Eric. Bravo, bravissimo Aaron. Ma che palla. Vogliamo tirare in porta? Ogni tanto? Riccardo si chiama il numero. Sì! Angelo! Giatti! Bravo Gatti! Bravo Pippo! Gatti! Grande tiro raso terra di Filippo Giatti. 1-0. Aggiorniamo? Sì dai. Solo che adesso che giornata è? 33. Questa. È la figlia di questa signora. È la figlia di questa signora. Più Io risultati. Signora, signora, io apro sempre le mani. 0. Invia. La mamma è sicura. Amo. Sempre, sempre. Marcatori, vediamo se mi fa Sei felice? inserire. Non mi fa segnalare i marcatori però. Marcatori, non ci sono marcatori. Vabbè, intanto abbiamo messo 1-0, dai. Finalmente che ora. Sei contento, dai. Sì, dai. Che Anche sabato... domenica hanno giocato bene, sai, hanno fatto un bel primo tempo. Buono. Dai, comunque ha fatto una bella tempo. La prima fiata il secondo palo. Vabbè, c'è prova. Fate il vero. L'azione è bellissima. Si è preparato bene la palla. Non l'ha colpita male, per quello. Per lì c'è ribatto la mano. Guarda lì. Infatti. Sì, no, è vero. Sì. Non riescono mai a arrivare. Mamma, ma che freddo. Hai freddo? No, c'è questa rete che mi dà fastidio. Bravo Aaron, bel passaggio. Vai Mago, orca miseria. Sì, no, infatti. Questo è stato un po'... questo insomma... È stato bravo Pippo a sfruttare l'occasione. Cioè, Vero? Beh, insomma, ci vuole anche astuzia. giusto? Ecco Edo. Roby, Chiedo, fa? tira.
La mette, la mette? Vedi sì, Vediamo, dai Edo. Di barella. Hai il vento a favore. E quindi va bene. Dai, cacciala. Una barriera. Io lo metterei. Io da lì. Dai dettagli. Sì. Allora, guarda che vengo a vederti sabato. Informiamo tutti i gentili telespettatori che sabato 20 aprile ci saranno gli imparabili allo stadio Battaglini. Non conosciamo ancora l'orario purtroppo, ma più tardi vi facciamo sapere. Facciamo un po' di pubblicità a questi ragazzi. Avanti, in tre, vai. Andate avanti. Bello, bello. Ha segnato Edo. Edo. Ma Edo? Edo. Come non si è capito, non ha segnato. Ho segnato. Grande Edo, segniamo subito. Inserisci il risultato. Se resta Antonio, se resta il primo tempo 2-0, io mi accontento. Perché umiliare troppo gli altri ragazzi non mi dispiace. Comunque, l'importante è che la tua squadra giochi bene. No, lo sai cos'è? Se quando partiamo. Sì. Dai, ma che palle, non me lo fa mettere. No, hanno il diritto, come ha fatto domenica, fare entrare i altri ragazzi. È fatto domenica prossima, perché poi giocano, è fatta l'India quando capito. Dove che? Ho visto Gioco di lunedì facciamo. Come 0-0? Ce la fai? e ragiono io. Pensaci tu, Biagio. 0-0. Mi fa aggiornare, siamo 2-0. Primo gol di Giatti e secondo di Goldin. Dagliela. Non puoi farlo neanche tu? No, Dopo glielo diciamo ad Emanuele. sì, meglio. Ah, perché era alle 3. Ah, ecco perché. Che noia, non riusciamo ad aggiornare il risultato di tutto campo perché c'è un orario sballato. Quindi aspettiamo, sì. Stanotte vanno fuori. Vabbè, insomma, ci penseranno i gestori di tutto campo. Vabbè, è Noele. E là, sta arrivando. Noele? Dopo, Biagio. Sta arrivando. Perché ho così freddo? Hai visto Franco? Mani ghiacciate, Biagio. Proprio. Dai ragazzi. Ah, Bravo Maghetto. Porca miseria. Ah. No, vabbè, non era fallo. È andato sulla palla. no, l'ha preso l'uomo della piccololo. È entrato cattivo. Quindi fallo. Fallo. Lancio lungo. Ecco Savio. Come chiede fa? Savioli. Come chiede? E stava prendendo. È Emanuele. Eccolo qua. Cinzia è qua. Sì, dopo glielo diciamo. Vabbè, sì. Ma si può entrare? Capito. Non vale. Come?
Ma io non mi sposto. Gli devi dare qualche cosa? Ammazza. Bravo Edo. Pure a me mi è arrivato perché ha 30 giorni di scala. Aggiorna anche prima, anche con la macchina è arrivata. Perché io l'ho messo l'avviso, ho detto che arriva un paio di mesi prima, così a me piaceva. Lei non si mangia quanto l'ho fatto. Bravo! Fatto da lui. Fatto da lui. Infatti io sbutto, devo certificato 13 marzo. Dopo un mese. Ho visto. Cantetemi fare che dico. Mia nipote, questa è mia nipote. Io lavoro proprio in stato da No, forse sarà cugina. Sei perso il gol, appena segnato. Ecco Savio. No, Pippo. Peccato. Bravo il difensore che ha chiuso. No. Bravo Edo. Guarda Edo! Madonna, ma senti che vento. No, di! No, Caricati! Bravo! Bravo Luca. Adesso si arriva il 2. Dai su ragazzi! Ah, peccato! Chi ha tirato? Hai visto? Non mandava fuori mani che Domenica 30 gradi. Vabbè, punizione per il Ficarolo. Ma che lo fa? Che? Dai! Dai Eric. Dai Eric. Madonna! Bravo! Eh sì, c'è due senza
viene da sé. Giusto. Fatto bene. È vuoto. Bravi, dai. Cinque, attenzione. Ecco Eric! Oh, traversa! Porca locca! Peccato. Bella Bella azione, sì. Bello. Dai Eric. Porca miseria. E due. E due. E due. Poi tre, poi quattro, poi cinque. La squadra bene, quello è l'importante. La squadra gioca bene. Io lo permetto perché Dai Eric che oggi ci sono i nonni, tutti e due a guardarti. Dedica il gol. E padre. Beh sì, papà c'è sempre, papà Omar, sempre presente. Salutiamo lo zio di Eric che probabilmente ci sta guardando. E Andrea vivo lì. Dovrebbe arrivare. la nipote è sicura. Antonio Biondare, dire le cose come stanno. No, l'avatore è La figlia che avanza, No, una bambina bravo. da 10 anni, ti raccomando sempre di essere con la testa Bello. della nonna. Dai Tommy. C'è un freddo. C'è un freddo. È l'aria che dà fastidio. Non rompe l'aria. Vuoi andare dentro? No, ma va. Al calduccio? Sono qui, sta nel personaggio. Non riescono a avere così. Hanno dei limiti poi. Sono tutti uguali, hanno tutti uguali. Bello. Guarda Pippo. Dai Eric. Guarda di qua. Sì, vai Piras. Simo. Ah, mamma signor. Guarda che arriva la palla. Angelo, Sì. non posso credere. No. Bravo, Angelo, bravo. L'azione è se fa più calcio gol dopo giocano piatti ragazzi che giocano meno Quanto siamo? Al 31esimo. Madonna, manca ancora una vita a fine di questo primo tempo. Cosa è successo? Ah, vabbè. a fare
Esatto. I marchioni, Perché vedi i ragazzi, perché finché ragazzi, vabbè, ma qua guarda, vabbè che si sono, non imparano qua, è giusto, Arcappa! Si sono fatti la finta a vicenda. Siamo a Roma, a Vicenza. Cosa? Non siamo a Vicenza. No, Siamo si sono fatti... a Vicenza. Oh, Vicenza! Tanto male io. Niente, non ce l'ha. Questo è il terzo. Dai, Eric. Oggi Eric non vuole segnare. Ma ce l'ho qui, come fa ad essere? Ecco, vai Mago, dai Mago. Ah. Corsa, corsa, corsa. Ascoltami, mi sposto un attimo lì. Che... No, no, faccio il giro, non ti preoccupare. Metti a riparo. Ciao, Franco. No, cioè almeno qua non c'è vento. Faccia ritirare. Viaggio, vieni qua che si sta meglio. Sì, che il vento mi faceva freddo. Che mira davanti. No, Inizia, non sei risultato. non riesco. Ah, ecco. Sai perché? Perché dà l'orario alle 3 Ah, ecco perché. e quindi è come se ci fossero i risultati già neri, già definiti, ma in realtà non è così. No. Esatto. Se tutto campo non modifica qualcosa non si riesce. Due paudi. Si sta meglio qua? Sono i gironi diversi. Si scontra. Che siano però qua Dove te prepari una baiatoia che voglio mangiare a casa tua. Ambrogio? Certo. Sì, là è tutto apparecchiato. Ambrogio è preparato per la cena, si fa piadino. Quindi anche Bene, bene. Molto bene. sì, la organizziamo un po' Perché lei svolge. dal 20 marzo, dal 20 infatti Carovigo il girone no. Non riesce neanche a Carovigo. perché sono 3 tornei, adesso non so delle squadre, uno qua a Celegnano, uno a Riace, No, parlo di Ambrogio. No, abbiamo l'Endinara, mi sa. Mendinara, E la Rocca? È a Carovigo. No! Forse il Rovigo ce l'abbiamo ad Ariano. esatto, sì, ad No, Ariano. non sono sicura, però mi ricordo questa, No, questa Ambrogio no, perché cosa. abbiamo la Rocca, la Portuense La Rocca. e l'Union Bis. Esatto. hanno il libero qua, va? Come dici te, Rovigo, C'è ad Ariano, secondo me, sì. è arrivato, hai visto? Bello! Era giusta. Peccato. Era giusto. Saremo 4, un pelino più alto. Minimo. Volevo di dare Importante è vincere. Giusto. Come hai visto? medio basso, medio quarto di più. Com'è Renato? A cosa?
ad Ariano, vedi? Ciao Press Express, ormai non sei Press. Lo sarò sempre nei vostri cuori. Esatto. Voglio fare le piedine adesso. No, stasera no, perché non avevo personale per poterlo fare. E poi comunque avevo guardato le previsioni, a questo tempo non mi chiamava. No, c'hai ragione. C'hai Vediamo se ragione. riusciamo a preparare qualcosa per l'ultimo in casa. No, ma infatti il 28. Vediamo. Volevamo fare con mister qualcosa. Ma cosa si può fare intanto? Cosa si potrebbe fare? Là c'è la cucina, fornelli, tutto. Per fare la pasta. Devi avere Invece di fare le piedine, cambia poco, ma lui c'è l'aria che di solito non si tolgo calma. Era una battuta mia, dai. Comunque sì, dai, fateci sapere. Perché io il 28 non ci sono via con la vittoria. Siamo vicini, il primo torneo dell'anno. È vicino a Vicenza. No, ci sta. No, ma perché vanno contro è tutto femminile. Abbiamo cercato solo per me femminile, abbiamo cercato anche perché l'anno prossimo non possono più giocare con la categoria. Comunque sì, fatemi sapere anche magari tramite Abu. Non è un problema. Ciao. Bene, quando ci sono io ci sono sempre almeno 2 gol, ricordatelo. No, è il campo e Asa stare. Asa che viene in campo con le ragazze. Comunque, ogni volta che mi venga al banco dove vuoi che sia, ricordi tu? Ricordi tu? Eravamo, dov'è che eravamo nel fondo? Taglio lì. Portiere, 2 volte le pagate. eccellente. Che ha fatto gol? Porto bene, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Diceva che lì dentro c'è la cucina, possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo fare la pasta, possiamo fare la griglia, la E ragazzi anche quando finite qua, ci hanno mangiato la vita, ci stai in 20. i ragazzi magari sono niente, Noi stiamo fuori, sì. Dipende poi dalla giornata, se c'è tanto caldo, io sto anche fuori. sì. Vabbè, quindi dopo parlo con Abu e decidiamo. Questa sola volta? Vieni incantato, bravo, Dai cavallo! bello. Dai, tira! Vai maghetto. Ciao. Quello lì non è male. Secondo me sei fuori, cioè, cosa è successo? No, sono diffidato. Se prendo giallo poi salto cavallo. Perché è sbagliato, quindi se prendo l'altro giallo. Esatto. Però domenica ma hai già 4 gialli? Salto la vittoriosa, sì, sì, dai. Lei a scuola con Queen? Sì, sì, conosco. E aria fastidiosa, stretta.
Vai Savio. Non puoi sbagliare, sì. Bravo Alessio. Non parla niente. Ho detto che a me a Sperenco adesso secondo tempo dovrebbe mettere qua. Messi mi dice che l'importante è vincere. Succede, perché Milano vai a casa. 3-0. Maria Piano saluta Marco. No, perché fra poco. Ciao. Adesso ormai il puledro. Il puledro piace. Però non fa caso gli fa prima buttare intera Alessio che Riccardo. Sì, è vero, È tosto Riccardo. Dai Pippo. oh, ma è ben piccolo. Hai visto il piccolino? Quanto sei? Sono 1,80, sì, 1,80. Credevo che fosse grande un po' Alessio. Poco più basso, sì. Però sì, sono più o meno alto come lui. Se aveva portiere. Il portiere che è vivo lì. Questi qui. Ma dov'è? Non so se viene ancora. Cioè io so che ogni tanto viene, però un po' di meno perché gioca poco. Doppio. No! Bravo lo stesso, ha fatto una bellissima azione. Ah no, ha fatto un tubo. La tira in bocca. Vabbè, dai, capita. La fanata della squadra C, lascia qui, tocca tutta la catena. È forte Luca. Forte. Quello lì, il Diese. Ah, Luca? Sì, lui è bravo, lui è più bravo. E forse non è capitano. Li mette in campo, a casa li mette in campo. Sì, è vero, però non è stato l'anno scorso che è successo, che ha dovuto mettersi la maglia da centrocampista. No, quest'anno no. Però ha fatto la sua figura. Dai Savio. Bello! Bravo Simo. Racconti mai? Non c'è parla. Ho brava perché la mattina volta sul calcio San Juan poco, A voi sentire una volta. Però guarda Renato, qua si sta meglio. a voi detto che la tutta la catena. Non senti il dialetto ferrarese? Madonna, sì, sì, come? C'hai ragione. C'ho ragione, sì. Sarà belli tagliati forti. Li ho tagliati qualche giorno fa, perché domenica ce li avevi già così. Sì, sì. C'era caldo, Dai che Filippo qua. Oh, fine primo tempo. Andiamo per il caffè. Anch'io prendo un caffè. Ci andiamo. Faccio merenda.
Ok. Siamo ritornati e finalmente è arrivato chi mi sostiene. Ciao Andre. Buonasera a tutti. Bene, siamo sul 3-0, Siamo sul 3-0. Ah, molto bene, molto bene. Hanno Peccato l'ultimo di Maghini. L'ho visto, sono arrivato quando è stato bravo, solo ho sbagliato alla fine del tiro. Abbiamo segnato con Giatti, Goldin e Mago e non riesco ad aggiornare tutto campo. Ho sentito, forse per il discorso dell'orario. Bravo, complimenti. Bravo, marca. Abbiamo anche un arbitro al femminile. C'è la ragazza, sì. La Daniela si chiama, mi ha detto Matteo. Sì. Non lo so. Bravo. È entrato Luca. Dai, Luca. Bravo. Bravo. Più veloce. 10 Savioli? Allora, chi è al posto di chi è entrato? Poli. Al posto di, fammi pensare, al posto di Filippo? Giatti, sì. Brava. Al posto di Pippo, sì. Quindi è stato solo lui come cambio. Mi pare di sì. Sì. Filippo si capelli alti. Cioè ieri praticamente non ho tagliato niente. Ma infatti sapevo che doveva andare. Sarà stato lui? 15 euro più pochi. Cioè vedo solo lei che tagliati dietro. Si vede che voleva il ciuffo. Oddio. Bello, peccato. Ma secondo me Luca è bravo. Anche a me piace. Non so perché. Lo farei entrare più spesso Luca. Sì. Anche perché dà adrenalina, perché corre come un fulmine. Esatto. Io speravo facessero le piadine stasera qua, ma Niente. c'era Marco prima. Ci tocca. Express. Bravo! Bello! No! Niente. È il quarto tentativo di gol di Eric. Prima ha preso una traversa, poi niente. Se fa gol salta in campo la nonna. Sì. Che tra l'altro è una bellissima signora. Sì. Una bellissima signora. Sì, beh, questo l'avevo incapito, l'avevo intuito subito. Infatti ho voluto presentarvela. Immagino. Grazie. Grazie. Sei amica. I love you. I love you. Ah, signore. Non hai un parente, Edoardo Scaranello, che fa la seconda media alle casalinghe, vero? No. E io l'altro giorno ho detto, ma hai una parente? No, Cinzia, sai- che ha un figlio, Matteo? No, Mamma ho mia, capito vabbè. che è figlio di Lorenzo. Non mi Sì, Lorenzo della Mara. È una testa col computer. Fantastico. Bravo. Bello, bellissimo, bravo Porca Luca. miseria. Facessi giocare più spesso. Sempre messaggi. Avevi affari importanti? Non c'è Roberto? Sì, c'era. Era qua giù prima. Piano. Oh, sta calmo. È là con Matteo. Sta calmo. Allenatore. Sta sereno. Ma sì, che entrino tutti, guarda. Ma non è ancora finita la partita? No, però insomma. Vai Eric. Dai Eric che ti meriti un gol. No. Vai Luca. Vai Luca, Bravo. vai Luca. Sì. Beh, dal loro punto di vista, insomma.
Temporeggio bevendo spuma. Occhio. Bravo. Dai Savio. Dai Luca. Vai Luca, vai Bravo! Luca, vai, grande. Dai che va bene, dai che va bene. Vai Eric. Che ciaccola. Proprio me fiodio. Dov'è? È là che ciaccola. Qualcuno avrà preso. Sì, bene sì, no da lui, ma questo aspetto decisamente. Chi entra? La mamma è silenziosa. Sì, sto sempre zitta. Chi è? Angelo. Angelo. Ecco dove mamma, Biagio. dov'è Mamma. Biagio? No, è di là, è di là. Panico. Panico, paura. Chi è che è entrato? Luca? Dai Fiora. Che piano però. Bravo. Dai Savio. Bravo. Tira. Bello. Vabbè dai, ci sta, ci sta. Sì, ci stava il tiro. Oh, ti ho visto ieri la partita? Hai visto tu la partita a Manchester? Mo ce l'ho visto. Porca miseria, abbiamo visto anche noi ieri Cioè, sera. un gol all'incrocio da una parte, il giro dall'altra. Stata. Ma quando è che vuoi che una squadra italiana vinca la Champions? Sì, infatti. Nel 2096? Se tu fini danno usato. Sì, vabbè, ragazzi. Però che gol che si Finché ci sono quelle squadre lì, la vedo dura. È stata una partita pazzesca. Sì, sì, no, bellissimo. Divertente poi, hai visto un sacco di gol, un sacco di azioni da gol. Tutto... Ma io l'ho vista sul 5. No, tutto è in dentro. campo. Ah sì, sì. Ah, sì, sì, ho visto. Adesso arriva Biagio che si lamenta perché... Forse non l'ha neanche visto. Ecco, ecco. Non glielo dire, non glielo dire. È finita la gara, Ti sei scaldato Biagio? Per dopo, per dopo. Dietro di me c'erano due corriere. Viaggio? Hai visto che è uscito Angelo? Come? Perché gliel'hai detto Dorina? Angelo? Guarda fratello! Tuo fratello adesso è in doccia che si scalda. È in doccia. In doccia! Dai. No, io non E dai, fa giocare un po' tutti il mister, come domenica. Vai Edo! Una volta può sbagliare Edo, non due. Angioletto! Angioletto. 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 Ma allora non guardi tuo fratello, perché se neanche ti sei accorto che è uscito, Stavi chiacchierando, di la verità. è distratto. No, no, ma non è uscito, è in campo. In campo! Cioè, se guardi bene c'è. Alleluia. Fa morire. Dopo vedi. Vai Cosa? Mago! Basta però. Lo schifo! Già, Alfredo sì, l'ha fatto già. No, già, Mi ha cambiato Bravo qua. Si è disimpegnato bene adesso il Ficarolo. sì, l'aria sì, ormai è sempre sul fine. Forse. Diglielo che è finita la ringhiera anche per lui. Che l'ho visto che continuava. No, siccome ti ho visto continuare, ho detto, ma ha visto che finisce, c'è la ringhiera lì.
Deve fare come piace. Esatto. Bravo Luca. Bravo, 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 dai. Girala, bravo. Bravo Maghetto. Sì, sì. E comunque sta giocando bene. Mm? Vedo bene. Chi è? Maghetto. No, Maghetto gioca sempre. Perlomeno ci mette tanta, sempre tanta, Sì, no, ma tanta grinta ci mette. Ara Eric. Ara Eric. La nonna ha detto attento Eric. non ho visto niente. Abbiamo sbagliato 3-4. Boh. Bravo Luca, vai, su. No, Niente, si lì- confonde sempre, secondo me, con l'arbitro. Secondo me ci vuole provare con l'arbitro. Cagliari, la Sperona. No, perché c'ho quel Poi- caratteristico di mio nipote. Tanto Vai. a Tripoletti ne parete con Grignano. Eh, Forse sta vincendo, ha vinto, anche perché ha vinto. Ma con l'Arianese ha vinto Portoviro. 10-0. Sì, Quando? a febbraio, alle 6. Dopo Ma guarda che sono partite vecchie quelle lì. non si è fatte. La Vittoria ha vinto, tu Ma 6 a febbraio, 6 al 28 no, febbraio. ma questa qua è quella nostra. Ah, che è quella stata nostra che stanno rimandata, scusa, sì, sì. Vittoria ha vinto. La Dopo noi 33esima. Sì, perché hanno fatto un po' di confusione Ah, con... ecco. Ok. Ma Questa no. non riusciamo a modificarla. Vabbè, dai. Vediamo. Quindi gli altri avevano già giocato al Puli. Sì, Tutte. noi sì, a parte Duomo, noi, Noi e Cavarzere, esatto. poi chiudiamo il coso. Il Pietorosso che lo vinciamo quasi là. Avete già provato? Speriamo. Ma perché state di là che sono... È tutto... Siete... no. Siete tutti liberi di qua? No. Preparati di dovere. Bravo Mago. È un arbitraggio inglese questo. Ma taci, va. Ridagliela. Dagliela. Bravo. La miseria. Dai, dai, raga. Mannaggia. Uomo. Uomo. Insomma. Sì, meglio così. Bravo. Bello. Sì, sì, sì. No! Eccola, 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 eccola. Chissà, chissà. La notte al Maier? Oh, basta, te me lo... Gli basta di Guarda, c'è anche un po' di sole. Comunque hai fatto una bella azione. Anche se non lì hanno lasciato. No. Sì. Boh, Quell'area sì. lì. Guarda, sì, quel cavolo, due filo. Dai un altro struscino. Dio. E Checco? E Checco? Checco? Checco. Beh, Checco Zalone? il tuo padre, Mio padre. Suo marito? tuo marito, Al mio marito di vedere mio padre. e Riccardo. Sì. Che ha fatto? Detto Checco. Detto Detto Cacco. Cacco. Detto capo, Cacco. no? Che... Cacco. Cacco. Non ho ancora capito perché forse sono più cinzia di me. Sai Quando che è erano Davide? piccoli, Sì. Là sono Davide. tutti i soprannomi là. Tetto. Che Tetto. bello. Copo.
Coppotetto. Il Ferrero mi vede. Di Non loro. potevano fare... 5, 6. Guarda il telefonino, ehi, guarda linea. Tuo marito, attenzione. Aspetta che io cambio? No, no, no. Cambio? Marito? No. È tuo, Cambio? no. Chi entra? Come no? È tuo marito. Però, cioè, è lì. C'è tutto che non c'è un merito di tuo marito. Ciao. È tre! È tre! Savioli. Chi è entrato? Giolo. Io l'ho preso Violi. È entrato Pippo Giolo. Fa gol. Vediamo. Ho perso loro. Luca l'hanno spostato a sinistra. Stai avanti. No, Poli. Poi, Vedi che è qua. non ho detto che sta Violi. Non ho detto prima. Gira a sinistra. Oh. Dai. Vai maghetto. Dai. Vai avanti. Parti poi! Dagliela. Dai a sinistra. Dai Poli! Prima. Prima vai. Vai Luca, vai. Quella Tira. Dai. Bravo, comunque lo stesso. basta. Come i limoni che sono che sai. L'azione è bella. Sono limoni. Che non dici te che sei un intenditore. Mm. Hai la mena da tirare. Sì, La Dorina l'ha presa male, ma dal limite dell'area bisogna tirare. Tirare in porta. Dal limite dell'area si tira. Tre ne hai. Specialmente un cagato di tiri. Poi magari bisognerebbe prendere la porta, però. Beh, insomma. Oh. Due che... Ma il sole è di qua però, Dopo? 70 minuti hanno fatto un Andiamo a Calvalone poi, ciao! La fai il 20 aprile. bella azione, una di 70 minuti. Che ho sentito la diretta. Dove? Al Vai. Ma la notizia Ecco. È amorosa? È quella con cui ti ho visto una volta, Silvia Gramsci. Fuori. Era fuori. Ma non lo guardano. Adesso lo so. No, era qua dietro. C'è lui. E papà neanche. Vabbè, non lo diciamo. E Angelo? Non lo sapeva solo lui. Con il microfono lo sanno tutti. Bello! Bello però. Bello. Che azione che hai perso? E a tirare subito, subito. No, è stato Ho un perso il sfido gol. del Cattino fuori, Mi ha fatto perdere il ha fatto gol. un'azione straordinaria. Ma comunque poi la vediamo. Uno scambio bellissimo. Che miracolo. Santo Non Dio. lancio a caso. che lo prende. Dai Poli, monta! Beh, è un buon augurio. Bravi, guarda di là da Simone. Arida. Ma dai, davvero? Mi sta facendo la piaga in questi giorni. Meno male che sta ospite a Gibitu. Questa è l'ultima sera? Sì. Bello. Maglietta. Che tipo è una delle cose che piace dire, che non riesco a fare alla fine, quando l'ho visto già a casa, non lo so. Ma se mal di testa non può allenamento. Aveva sonno. Per favore. 59, parla che scherzo. Signore. Sì, perché poi devono fare attività di gruppo la sera. Sì, mi ha detto. Conoscersi meglio. Non si conosce già a classe. Vabbè, dai, per Ma è solo. È bello. Però anche non posso Ma è bravo il 10. 10 è bravo.
Ti dico solo quello. 10 è bravo. In teoria non dovrebbero ascoltare. Teo? No, vabbè, che di robe. Dio, buono. Quanto cambio chi esce? partita c'è sole 8 chi è l'8? Ed entra chi è? Franklin. Esce Aaron e Inizia dalle 7. Chi che entra? A che minuto siamo, regista? 22 Anche io però quella comprata la metto nel corpo. Perché non c'è quello che mangia tanto a cambio del GP2. Perché non preparo la pasta per tutti e tre per domani. Forse abbiamo un'usanza, una volta alla settimana ci prendiamo un panino d'elenco a Borsia. Che è lì Però bisogna che gli altri lo guardino quando parte. Perché se lui parte e gli altri non gli passano la palla. Il paninazzo vanno forza. una volta a settimana. Oh ragazzi, basta parlare di mangiare, per favore. Anch'io. E quindi oggi quando fai il panino stasera? Pizza? No, E quindi no, per leggero. Cioè non è che l'ho fatta tutta la Ecco dai. E domani a pranzo, quasi bicchiere. Col cacio di cotta pugliese. Anche Simone. Simone non è a casa, fino a domani pomeriggio. Vai Eric. Bravo. Porca la mattina, buona. Bello. Vai Filippo, vai. Questa brezzolina. Sì. Bravo Simo, vabbè, allora. Vale tutto. Ok, mutande? Alla fine dopo. Franco, oh Franco. Sì. Dico, Madonna. hanno raccontato la differenza tra noi e le vacanze di Natale. Quando noi ritorniamo dalle vacanze con prima la valigia. Non ce n'erano. Gli altri avevano i pani sporchi, avevano la parmigiana. Esatto. State continuando a parlare di mangiare però. Dio, insomma, stanno perdendo. Ah! A meno che non andiamo mentre facciamo le cresime. Ah! Pazienza. Sì. Sempre parlando di mangiare. Adesso mi portate a mangiare fuori adesso quando ho finito. Andrea, ti chiamo per una cena. Andiamo a mangiare. E... Oh, ha sentito da là. Pare che dorma, però. E invece... mangiare. No, ha detto andate, perché così lui indovina dove. Dove? Anche tu? Ah, dai, anche tu, vieni anche tu. Non riesco proprio perché devo ancora fare la cena. E c'è il pranzo. Cosa dice? Dai. Bravo! Bravo! E Luca? Bravo! Vai, mago. Bravo! Tagliela Giolo. In mezzo! Ma no, che vinco. Mettila. Ancora. Bravo! Bravo! Bello! Eh!
ragazzi! Bravi, bravi! Dai, basta adesso. Bravi, doppietta del cavallo. Cambiarli un po', mettere dentro. 4-0, bravi ragazzi, bella azione, bravo Luca. Maghini. Lo fa giocare. Messiare, mattina. Ma se c'è da... Stava allenando. Sta allenando. Stava allenando. Sono altri 20 euro. Poi- Se lo branca sono altri 20 euro. Non era indisponibile. Allora il borsetto, allora vai il borsetto. Fuori, Mettersi fuori. i capelli. Sì, è borsetto. Era fuori. Che ci ha già fatto sicuramente gol. Ma se non fischi però. Sì, Tesoro. Tesoro. poverino. Ma guarda che è ancora in campo. Se non te lo dicevamo noi, tu lo pensavi ancora in campo. Viaggio. Aia, 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 Male. aia, 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 Non aia. lo so. Ah, si è sentito da qua? Hai sentito uno stock? 4-0. Sì. Comunque, che ragazza C'ha il fisico. C'ha il non ha fisico. avuto problemi. Sì, e corre dappertutto. E dà fastidio a tutti, giustamente. Insomma, Antonio, giocare insieme di ragazze così. Dai, ti riporta Luca. Ieri volta a me, lui, che è Ma è bravo. Vai Luca, punizione. Bella! Mamma! Franklin secondo me. Non ho visto. Non ho capito se era... No, Franklin mi pare. Franklin, sì. No, com'è avevi fatto? E Basta, comunque cambia un po', dai. bella parata anche del portiere. Ma ha preso la traversa però. Sì. Però sicuramente l'ha toccata il portiere e poi ha preso la traversa. E rivedremo Il nostro la- capo telecronista No, non lo so, ero un po' ha fatto queste distratta. affermazioni, adesso dopo controlleremo gli highlights. Gelato. Controlliamo gli highlights. Chi è stato? Dovremmo farci giocare tutti gli ultimi 4 ore. No, 5? Non c'è il bar. 5, non C'è esageriamo. Guizzo, al posto di Alessio. Alessio Marco. Vai Guizzo! Ha fatto anche bene, dai. Eccolo. Eccolo. Ha la magliettina anche stavolta. Con tutto il correre che fa, ogni tanto se lo fa riposare non va male. Sai quando siamo andati a Bergantino, faceva la maglietta. Ah, ok. Secondo te hai fatto bene? Con tutti i chilometri che fa in una partita bisogna che si riposi un po'. Sì, che poi oggi do tutte che bisogna andare a zero tutti perché se no qualcuno scappa. Ma cosa ha fatto? Doppietta oggi? Ne ha fatti 2? Due anche l'ultimo. No, mi basta anche uno perché quello lì se non fa il gol tutta la settimana non parla più con nessuno. Vabbè. Fa l'attaccante e quindi... Ha un carattere un po' sbagliato. Lei è brava, lei è educata, tutto, però ma dice che è a 5 anni. maturano. Quando non segnava, arrivava a casa e piangeva. Sì. Ma noi li abbiamo ancora tolti a casa. Ma non esiste. Adesso fa un gol anche a Biondo, 18. Adesso vedrai che ne fa uno anche a 18. Sì.
Non dobbiamo essere quello che prende il posto. Sì. No, non mi ricordo più dove. Dove sta? Avevo non lo so. Cazzo di l'ha messo prima Luca. In poco tempo hanno fatto 3. Sì, sì. Sì, a taglio di po' mi pare. A taglio di po'. Sono sulla pancia, quindi no. Esco fuori col capo, capito? Benissimo. Ecco, entra le ragazze. Franklin. Clifford, scusa. Sì. Esce Simone ed entra Clifford. No, non c'è. No, esce è stato Tommy. lavoro. A destra esce. Ah, ma anche quest'anno è sempre venuto. Sempre venuto. Proprio sempre giocato. Ah, sì, sì, ma è bravo allora. Ma no, è giusto che giochi tutti, perché se non giocano tutte le partite. Ma no, sono familiari, è giusto perché loro non più costoro hanno risultato favorevoli. Aia. Piano, piano. Di chi è? Sai che ragazzi, c'è ancora tanto. Addio! Eccolo! Oh! H boia, È ragazzi! stato bellissimo così hai detto. Ha provato la finezza. Ma era l'unico modo che aveva. Bello! Grande Fiola! Beh, insomma. Poverini. Dai, mi dispiace un po'. Quando sono arrivati a 6. Sì, è lì ha fatto, gli è rimbalzato sopra. Contenti anche il settimo. Mamma mia. Signora, Non è mai Sazio. Non vuoi 7-0? Pochi, credo. Vedi Fiola, stiamo andando tutti quanti passati. Sì, dai. Non è che io non so fare. Perché era di Non so perché. Ancora ti dai in corsa? guarda che l'ha già perso la palla. Ma l'ha cambiato quello là. Mi sto sperando anche Camsi. Sì. Dov'è Giorgio? L'anno scorso l'ho Qua in tribuna anche gli Birichino, scherzi succedono. Eccolo lì! Tira! Dio miseria! Ha segnato Giolo. Ne vuoi ancora? Signora, e mi dica lei come devo fare quanto? Mi spiace per... No, sono mica convinto. Ma devi No, Giolo ha fatto gol. un'iniezione di catenati, mai contento. Su assist di Luca. Le donne devono andare a casa a preparare, cioè, voi avete tutto pronto? È già pronto. È già pronto, preparato Antonio? Ciao, 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 ciao. Buonasera. Sì? Come sono? Come ha detto lui, il mio è sua figlia, mica è mia. Quella è sicura sua, no? Io dillo questo.
E se vedi l'altro, il secondo. Identico. Questa è la più grande. Questa è la grande. Poi c'è l'altro più Aro grande. il più Quindi Aro è giovane. più piccolo. Aro il bambino. È il bambino. Vi faccio vedere la foto del secondo. Fammi vedere. Maschera. Cioè, Minimo, Aro, a te è un maschio. Franco, impossibile. Cosa? Impossibile, eh? A cosa? A cosa? Vuoi l'ombrello? Ah, che bel ragazzo. Ah, Sì, bel ecco la sorella. Amorosa questa. È fidanzata. Tutto la, tutto la mamma, è tutto la mamma. Sicuramente. Vivono in Belgio, tutte e due. Vivono in Belgio. A Bruxelles. Guarda che Lei studia di lavoro. Marina Cinzia, mi hai visto a l'ombrella? No, fa l'ombrello. Noi non sappiamo niente. Le tre scimmiette, non vedo. Non vedo. Belgio, Olanda, Francia, Nord, Germania, Viani. Ormai la diretta se n'è andata. Ma chi è? Lì? Allora ti è proprio da ammazzare a farti portare via. A temperature diverse. Sono sulla manica. Sì, sono sulla manica. Oddio. Notte c'è anche il borsello. Andrea, hai visto che è uscito al posto di casa? Abitavano su una casa che era un po' vecchiotta. Ero impegnato a vedere. camera. Ma abitano a Bruxelles, capitale. Questa mi le luci. È un bel centro Bruxelles. Non sono uscito, ma sono passato. Non vale neanche la pena. Bravo! Vai Luca! Che sbaglia! È da tempo che sono in Belgio. Ah, già 2 anni. Ehi, set. Dorina, ma perché tuo marito è lì che sventola? Ci avrà un freddo. Lo sbandieratore di Siena. È stufo. Sono lì. Andava una volta parlavo solo che francese, lui parlava l'inglese, ho fatto capire, non mi parli inglese. Sì, perché fai il corso di francese. Perché Belgio e Francia si gioca. Si Vai parla Cliff. veramente francese. Bravo. Posti qua a Rovigno che parlano in dialetto è uguale. Bravi, bravi. Bravi ragazzi. Bravi. Bravo. Ah. L'idea era giusta, poteva essere giusta. Bravo Chris. Vai Guizzo. Vai da solo. Tira Luca! Ah! Tutta colpa di tuo padre. Uno l'ha fatto. Mi sa che stasera mi faccio la minestrina io. Alla fine. È andato da Eric Matteo. Sta andando in spogliatoio. Si è calmata l'aria. Però sentire più caldo adesso. Caldo no, però. No, più caldo. È l'aria che dà fastidio. Oh no, poverino. È un'intera però. Ah, si è fatto male, purino, mi dispiace. Perché stai durando? Non durando. Ça n'est pas possible. Sentivo parlare di panini. Bene, Omar. grazie signora. In teoria ho capito che c'è una piadina, ma poi ho chiesto a Marco e ho detto che no. Ah, ok. Infatti non vedo sfumicare. No, non si sfumica. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Grazie mille. Di fior. Proprio quella, proprio quella. Tra tutti gli altri prosciutto. Adesso non ci allarghiamo, Cinzia. Le so tutte, portatemi a Sarabanda. Ti stai. Andiamo a fare il karaoke.
Quando si socia, Guarda Luca di là. Che passaggio è questo? una cosa buffa. Ma perché salve. Poi vi faccio vedere invece la foto del corpo di Matteo di portamento. Immagino. Immagino. Aspetta che faccio vedere la foto. Guarda Clifford di là che è libero. Sembrerebbe, ma quando è arrivato stamattina? Appena no, ma come si è presentato? Sono lì. Sono i nuovi professori. Torna da dove sei venuta? Dai, Pippo, dai. Bravo. Siamo a 7, vero? Ok. No, attenti. Piano, piano. Ma è bravo. Eccolo lì. Se la ri. Turutututum. Già la moglie che richiama. Che vuole andare a casa. Mica, sono pronta, andiamo a casa. In effetti lo vedo là. Che poi è delicatissimo. Sono già a casa. Ecco Edo che è partito. Peccato. Era difficile. No, c'è. Perché con i capelli corti non lo riconosco. Te li ha tagliati troppo. Certo. Vai Poli! Ma chi? Camsi, ma chi? Mi sa anche a me. Arca. Occhio. No. Chi è? Crampo. Ah. Un granchio. Granchio blu? Blu, rigorosamente blu. Blu in pandan con la divisa. Ha rischiato. No, vabbè, non mi cazzo niente. Ha un campo. Ha un granchio. Ha preso un granchio, sì. Un granchio blu. In campo. Lo porta a casa. Un campo. Poli. Un octopus. Arrivederci. Arrivederci. Notte. Fischia. 2 minuti manca. Voleva scappare. Dove abita? Lì il canale vicino al ponte, vicino al ponte di Posaccia. Quindi però, viene di passare, non mi costa niente. Eccolo! Bello! Bello Bravo. però. Ha fatto un bel tiro. Bel tiro, sì. Ah sì. Sicuro che no? Quanto manca, Vale? 45 minuti ancora. Siamo al 90esimo. 35 minuti, no? Più recupero. No, ci sarà recupero. Vai a casa. Dai. No, perché dici? Tutti i cambi. Scusa, lo so. Ma se lui si smarca, ma se non gli passate la palla. Non gli passate la palla. Tirate in porta su. Così che vuoi vedere il gol,
Sì. No, tira Goldini. No, gliela lascia. Ma sì, dai. A che ora? Ma tanto mi sa che la crossa, sai. Io alle 5:30 ero sveglia. Quindi vedi che sono più stanca io. Dai, Fiora, Bello! Fiora, tira. al gol. Oh! Bravi. Sarebbe, Bella azione. Bravi, sarebbe sì. stato dentro. Bella azione. Sarebbe stato dentro, eh. Ci manca un gol di tacco. A posto. 5 minuti, Tata, 5 minuti. 5 minuti. Stai scherzando? Signore. Mamma mia. Tira! Eccolo. Ah, Ah, L'ho appena detto. Ah, ti dà più, mi sa attacca a me. 5 minuti di recupero. Cambi qua. Ha contato i cambi, mezzo minuto per cambio e così. 7-0. Infatti. 3 simbolici. Giusto per. dai caffè con Vai, Edo! Dai, Tigio! No, Edo! Sei stanco, No, la doveva dare in avanti. Deve darla in avanti, non indietro. Oh, e sarà stanco anche lui, eh? Paoli nel stupo. Bello. E Chris? No, lei che si calma. Ah, scusa, è Camsi, è vero. Ecco, meglio. Dai, Cliff. Tenete la palla avanti. Che è sufficiente tenere la palla. Vai in porta! Dai! No, dai, io mi metto qua! Bello. Bravo Cliff! Ciao! Notte! È sbriziata. Ora il 15. Adesso finisce il secondo tempo, attacca il terzo. Supplementari! Ecco il gol. Facciamo un terzo tempo come nel rugby? Cosa c'è? Ah, fuori gioco. Vabbè, io direi Dai, che arbitro. posso anche iniziare a preparare il pranzo per domani. Così che arriva poco. Non ti devo! Sono qua dove dare che c'hai? Allora, no, ma ecco, Sì. Manca un minuto? Sì! quale? Ecco. Eccolo, bravo. Gol! No! Meglio! Tira! Non li puoi dribblare tutti, tesoro. Oh, biondo fa il gol! Signore. Partita a lume di candela. Dai, ma come Intima, intima. Una partita intima. Fischi arbitro. Cioè, se non vi dispiace, quando diventerà buio io sto vicino alle donne, però. E ti paura, vero? Stamattina che è venuto. No! Ormai ha fatto i cambi e fatto. Bravo qui! Il 10 è bravetto, ma si specchia troppo. Dai, Dario, ti caro, bene! E Frank? Devo far col bravo! Bravo. Tira. Va bene, dai. Va bene, va bene. Porco! Deve fare un po' di convergenza. Arbitro, non li accendano i fari, quindi spegni. Non li accendano i fari. Comune Cereniano dove si risparmiare, quindi non c'è da fare. No, ma va. Signore, sarà al corrente che il debito pubblico aumenta. Dai, dai! Per un pelo, eh. Dai, Wizzo. Dai, Wizzo.
Doveva avere l'unghia del piede del ragazzo di campagna. Ma sì, dai. Ma dai, così. Bravo. Letto di Baltavi Guizzo! Grande Chris! Bravo Guizzo! Siete egoisti, mai contenti. Siete degli egoisti, mai contenti. È finita la partita. 8-0. Alla prossima. Arrivederci a tutti. Trovi la cena pronta, ma io guardo.